Abbiamo trattato il primo caso venerdì, adesso abbiamo alcuni pazienti in valutazione. Ripeto, i tempi sono sempre molto stretti, per cui dobbiamo chiudere tutto in 72 ore dall'arrivo della segnalazione. Una volta a regime, secondo le stime della Regione Veneto, si dovrebbe arrivare a trattare con la terapia monoclonale 40 pazienti al mese. Intanto a Vicenza è stata creata una vera e propria filiera sanitaria che parte dal medico di base, fondamentale per l'individuazione del paziente, ed è stato aperto un ambulatorio dedicato attivo 7 giorni su 7. Una cura, quella monoclonale, che ha linee guida e pazienti ben precisi. Devono essere pazienti che hanno criteri di possibile evoluzione sfavorevole e sono stati identificati nei pazienti oncoematologici con deficit immunitari, pazienti con diabete complicato da danno d'organo oppure persone con obesità severa. Prevedono la somministrazione per pazienti particolarmente a rischio di complicazioni del Covid che abbiano infezione documentata da Covid all'interno di pochi giorni dall'inizio della sintomatologia. Pazienti non ricoverati, pauci sintomatici che non necessitano del supporto dell'ossigeno. Criteri molto rigidi che prevedono la certificazione del paziente ad una delle categorie previste, altrimenti l'AIFA, l'Agenzia Italiana del Farmaco, non dà il via libera all'uso della terapia. Oggi all'ospedale San Bortolo sono in fase di valutazione altri 2 pazienti. Ma in cosa consiste la cura monoclonale? Si tratta della somministrazione per via endovenosa di anticorpi, cioè di proteine che sono in grado di legarsi al virus e bloccarlo, che sono state costruite in laboratorio con tecnologie di tipo OGM. Prodotti, per capirci, completamente sintetici che mimano gli anticorpi per combattere il virus.